L'andamento internazionale è uno scenario talmente mobile che si fa fatica a fermare un orizzonte, a fermare un quadro. Come state vivendo questa situazione? Abbiamo visto che anche a livello interno ci sono i primi segnali di rallentamento. Che cosa vi sta preoccupando in questo momento? Forse la cosa che preoccupa di più è proprio l'incertezza. Le imprese la soffrono perché è madre di quello che può bloccare gli investimenti, oggi quanto mai necessari per affrontare una transizione tecnologica che sta viaggiando a una velocità impressionante. L'altro tema che ci preoccupa è quello dell'energia. Il costo dell'energia che noi soffriamo rispetto a competitor. Aggiungerei un altro punto tocca uno spazio temporale. Siamo abituati a lavorare di finanziaria in finanziaria. Le imprese hanno bisogno di mettere a terra un piano, l'Italia, l'Europa, un piano industriale che abbia una visione innanzitutto e che abbia un percorso almeno triennale. Infatti siamo andati avanti con il Green Deal, diciamo così, adesso stiamo tornando indietro, abbiamo visto Musk, la fuoriuscita in America che è legata anche probabilmente all'abbandono dell'elettrico nelle auto. Qual è la direzione che l'Europa stessa dovrebbe prendere in questo momento? Allora, non dobbiamo buttare via tutto, però è innegabile che l'Europa ha preso delle decisioni più di pancia che di testa. Quindi la direzione verso quale andare sappiamo che è quella, quindi il tema lo conosciamo tutti, dobbiamo cercare tutti di fare la nostra parte per difendere il pianeta, però dobbiamo tener conto che sostenibilità prima di tutto è creare posti di lavoro e quindi l'industria deve essere rimessa al centro, deve essere messa nella condizione. E poi mi piace sempre citare quanto ha detto Draghi, perché è una verità grandissima, e cioè quella di pensare prima di tutto ai dazi che noi ci siamo imposto. Quindi parliamo di burocrazia, parliamo di tante regole che sono state messe in campo e che l'industria fa fatica a star dentro. Parliamo di un sistema infrastrutturale che è ancora debole e che dobbiamo potenziarlo. Quindi pensiamo a lavorare su queste cose e pensare anche a un futuro di mercato unico europeo, perché l'Europa, se unita, può competere con Stati Uniti e Cina, che non dobbiamo dimenticare essere forse una minaccia più di quello che pensiamo, perché si è talmente sviluppata negli anni che riuscirà a mettere sul mercato tanti prodotti ad alto valore tecnologico e a basso costo. Questa economia di guerra che si preannuncia passerà probabilmente in maniera cruciale anche attraverso il nostro territorio. Ci saranno dei cambiamenti? Lei vede già dei cambiamenti in questo territorio? L'economia di guerra diciamo che è partita un po' da là anche tutto il tema degli aumenti dei costi delle materie prime che ha veramente toccato ogni settore. L'augurio è prima di tutto umano, che ci sia, ma parlo della guerra in Ucraina, mi riferisco anche al popolo palestinese, alle tante guerre che ci sono, che purtroppo affliggono veramente il nostro pianeta.